Si parla sempre di maltrattamenti o di abbandoni, in questo caso una storia bellissima di Renata e il suo Screech. Raccontaci un po' la tua storia. Lui ha 8 anni, 4 anni che è paralizzato, gli si è aperta improvvisamente un'ernia che gli ha reciso la fibra midollare e quindi è paralizzato. Come noi umani è su una sedia a rotelle. Però hai avuto veramente un grande amore per il tuo animale, perché molta gente avrebbe preso una decisione un po' più, diciamo, drastica, sì, no? È vero. effettivamente sì. Ma le difficoltà quali sono adesso? Devi fargli fare la pipì, cioè praticamente spremitura della vescica. Per evitare che gli vengano infezioni o qualcosa, ogni 5-6 ore lo spremo. Praticamente devi andare con le mani a cercare la vescica, la pallina della vescica, comprimere e aiutarlo a fare la pipì. Comunque il cane è felice, contento, si Felicissimo, diverte. felicissimo, tranquillo, contento di vivere. Contento di vivere. Contento di vivere. Le problematiche sono state anche i costi da sostenere per questo tipo di... Sì, abbastanza, perché l'intervento, poi fisioterapia, ha fatto un bel po' di fisioterapia, poi alla fine, visto che non riprendeva, sono ricorsa a Alessandro, è un artigiano di Treviso, che gli ha fatto un carrettino personalizzato. Addirittura? Sì, sì. Comunque si possono trovare dei carrettini anche in vendita, penso. Sì. Se tu vai tramite con 150 euro alla fine di tutti i costi, io ho risolto il problema per Screech. E quando vai in ferie? O quando comunque ti assenti per, non so, delle giornate? Quella è una problematica perché devi cercare qualcuno che sa fare questa manovra e non è facile. In effetti. Deve essere tranquillo lui. Beh, lo vediamo tranquillo e anche molto felice, in senso, Sì, no? infatti. Anche perché c'ha una brava padrona che lo ama, Grazie, insomma, no? sì, quello sì, guai se mi manca. Grazie Renata. Niente, a voi.